trasferita qui circa 30 anni fa. Loro hanno iniziato ad affittare gli appartamenti per le vacanze, solo uno in realtà all'inizio, invece poi col tempo hanno iniziato a ingrandire l'azienda. Noi siamo cresciuti, all'inizio le colazioni si facevano dentro casa, quindi io e mia sorella siamo cresciuti con gli ospiti che facevano colazione con noi nel nostro tavolo, e poi piano piano hanno iniziato a ristrutturare fuori la struttura. Questo è un vecchio podere dell'EFAS, quindi era molto diverso da adesso, e niente, hanno iniziato a ingrandire, a sistemare tutto, hanno fatto le camere, e all'inizio il servizio era solo di B&B, però gli ospiti che arrivavano qui vedevano che noi lavoravamo qui in azienda, perché il lavoro principale è l'azienda agricola, e allora volevano mangiare i prodotti che producevamo noi, e abbiamo iniziato a cucinare per loro, all'inizio in veranda, e quindi mangiavano tutti insieme. E poi piano piano le camere sono diventate 4, gli appartamenti 2, e allora ci serviva una sala e abbiamo fatto anche la sala. È stato tutto un crescendo. Sono successe tante cose, abbiamo stretto tanti rapporti di amicizia con gli ospiti che sono arrivati qui e che poi hanno continuato a venire qui nel corso degli anni, con i bambini che spesso sono arrivati qua a 3 anni e li abbiamo visti crescere fino a 10-11 anni. Una cosa bella che è successa è che i bambini spesso non bevono il latte di pecora, invece noi abbiamo la possibilità di dare a colazione il latte di pecora, e invece andando a mungere la mattina, un bambino in particolare si alzava ogni mattina da solo e andava a mungere, ha iniziato a bere il latte di pecora tutti i giorni, ma voleva solo quello. Quindi poi quando la famiglia è tornata a casa, il bambino non ha più bevuto latte di pecora e ci chiamavano per raccontarcelo. Questo era bello. Allora, venite a trovarci perché questa è una zona bellissima, e mangerete bene, starete bene, vi rilasserete. Cioè, il mare è bello, è tutto a portata di mano, è tutto vicino, quindi bello. E adesso facciamo ristorazione solo per gli ospiti che alloggiano qui, per scelta, per avere più tempo per stare con loro, perché comunque il nostro lavoro è l'azienda agricola principalmente, e quindi facciamo il servizio di mezza pensione di solito. Portiamo a tavola tutto quello che produciamo e basta, è molto semplice, siamo un'azienda a conduzione familiare, quindi è tutto qua. Ma c'era una capanna e la colazione era quella la mattina, e quando si faceva il formaggio si toglieva un contenitore e si lasciava senza metterlo in frigo, e domani mattina era un po' acido, quasi come lo yogurt. Adesso cosa fa? Mi sa che la lavatrice è quella che portano in Italia. Guarda dove c'è la spina. Adesso spendo anche tu. I nostri punti di forza sono la familiarità, la semplicità nella cucina e nei rapporti con gli ospiti, la semplicità. E saltano, si vestono tutti di bianco e saltano il fuoco e si fanno con pari.
Si chiamano compari, poi compari di San Giovanni. Avete mai sentito compari di San Giovanni? Anche a Forni, al mio paese, dicevano così una volta. Praticamente fanno il fuoco proprio in spiaggia, ma sta fino a tardi il fuoco, proprio all'ingresso dell'Alghero c'è la spiaggia di San Giovanni. Fanno tutto il fuoco sulla spiaggia e poi le persone che vogliono saltare si danno per mano, lo saltano e diventano compari. Fanno la benedizione delle erbe, poi con le canoe le portano al largo. Ecco, mi ricordavo che c'era qualcosa in acqua. Le poggiano in acqua, poi tornano e saltano. Troveranno grandi spazi dove poter giocare, dove potersi rilassare, sia per i grandi che per i piccoli, gli animali, che sono tutti molto socievoli, abituati alle persone, è un po' di riposo. I posti letto sono circa 24-26, quindi idem per il servizio di ristorazione. Alghero è la cittadina principale, il centro del turismo principale della costa del nord-ovest Sardegna. Ha un centro storico bellissimo, è rimasto quasi tutto intatto anche nelle mura. C'è un parco naturale molto grande, ci sono varietà di piante che ci sono solo qui, quindi c'è anche un turismo naturalistico, arrivano per fare passeggiate solo per vedere alcune piante o le torri aragonesi sulle coste. Ci sono artigiani del corallo, Alghero è la riviera del corallo, corallari, gli artigiani della filigrana, le loro botteghe sono tutte al centro storico e sono molto belle perché molti ti fanno entrare dentro i laboratori per vedere come si lavora il corallo. Ci sono i pescatori nel Porto Vecchio che sono molto disponibili a parlare e a raccontare le loro storie, questo è bello. C'è tutto, ci sono dei paesaggi bellissimi, spostandosi anche di poco, e poi è vicino a tutto, a Bosa, che è un bellissimo borgo. La costa tra Alghero e Bosa è bella, quindi molti arrivano e fanno solo la strada anche solo per farla in moto e poi tornano indietro. C'è Castelsardo e siamo molto vicini a tutto, abbiamo anche l'aeroporto, quindi è molto semplice arrivare. Venite qui, anche nella zona di Alghero perché è bello, ci sono tante cose da fare, ci sono passeggiate, parchi per i bambini e qui all'Agenziana c'è tanto riposo, c'è una buona cucina e la semplicità della cucina e dei rapporti con gli ospiti.